Ozi! Ozi! Tio Madiolo, uvetiu pastore di pastoreccia Agostino, mi figlio la conosco penso e mi dice. Ma, capisco quello tu sei. Ha già inteso parlare di tua racconto. Vieni pure. A maniera sta tutto un po' preso. Cioè, ti ha già contato un salvatoio che mi ha salvato a me. E dico mica tutto, se non mi pigliano per un bocciato. Tio Madiolo pone la roccia bianca che intende in mano. Si trova anche un monte e cucino a vedere. Nel casino, rientrando da uno stazzo, cade quella qui, in bocca di un po'. E vengo così, che mi mancava una gabra. Si alza da me. Subito mi metto così in cerca, sbatticolando da un po' di all'altro, all'interno, e poi anche assai. Per fortuna, a fa caldo. E qui vengo così, che mi trovo in un circondo di astetta di Mirosco. Qui a casa Paolo. Mostra, uso ancora così, pallido, tra iamboni, frascuti di gasta. E poi, mentre che voglio voltare così, sento una mano già mi cade che mi tira per il pilota. Oh zio giù, non è più. Che, zio, non è più. Vedi pure, abbiamo un bicchiere di vino come me. Volete dire, ma quale tu sei? Sono preso a mio capo. Non pensa più a capo. L'ha da trovato male. Se non ti fece nulla, ti metti ad andare in casa, ti stiamo una stonda su di vestaglia, a serata ai dolci e a luna ci accompagni. Come la ti parla? Dammi un tuo nome. Come nome, e forse mi conosco, zio Maggio. So di mia Rosalia. Un bel amico gustiamo a casa. Aio, posa l'anta sto bambino e subito ci portano da bere. Infatti una donna iscritta di Musolina venne all'istante portando routine ai vicenti. E quattro uomini si alzano in ciociarano l'insegno. Oh, chi sei? Mi fa una volta da fare, eh? Ti ringrazio. Siamo partiti, Che non sentite là. Il cooking in spinal. Cioè, cominciamo, cominciamo, vai. E gli per il dai, devo già mangiare. E io stesso che non. Così, guarda. Sta signora è la tua madame. Sta signora è a Oi, su Pasquale, senza voler soprana l'altro. Mi posso scrivere da per me. La monaca, la fastidiota. E di merito, t'ho già aiutato, uno ti zingare, per giustificare la rivolta contro Gevo. E una già aiutato i nostri compatrioti, con 2 figli orma, che cercavano una terra d'esilio. Aiuto! Io. Insomma, 100 sono una donna indipendente io. 120. Travaglia, gioca a china. Voi lo zingare? You get. Sì. 100 Ah, passo. Voi. Vieni. E ti stai quali sono? No. E non un po' di gioia. E ti sventurno. E bevo, ecco, a Gian Giacomo Ambrosi di Talasagna, il capitano Giafferi, il capitano quello di Arocasucarna e il mio fratello Clemente. Tutte le sere d'estate, quando il tempo è dolce, ci ne arriviamo qui e ci ferma a partire da là. Ma sai, ti dirò tanto cominciano i miei pensieri. Ed è essa mezzi vivi così. E tardi. Sono finalmente a mezzi morti. Che parlano e viaggiano come noi. Erano tutti in bianco. E fuori, di botte nere e di barrette sviluppo di nero. Che ne giorno mio. Provi così, amore e viaggio, ma i miei piedi erano stacchettati in piano. Pesanti come tribi, pio. On met une couleur et d'or et tire là une limite de cristal. Allora, saluta, a nostra salute. A saluta! A salute della nostra povera Gurziga, che non aveva mai bene. Dimmi un po', zio Maggio, chi mi conta, lo? No, sono tutti vecchio. Chi t'ha già detto, è un ignorante, un pastore. L'ultima ora ha resa del clima in francese, dicono che non manderanno in esilio in Corsica. Ma, Mohamed, chi scombatti qui? Qual è questo? Mohamed, io sono Mohamed Abdelkrim Katabi, è un eroe, è un fiero combattente che ha salvato il suo popolo di lascio spagnolo e francese durante la guerra di Rif 1921-1926. Se lo vedi in Gurziga, i Gurzi, che rispettano l'uomo colpito da disgrazia, rispetteranno anche il. Quest'uomo è un eroe che ha stranamente lottato
ma difende la sua patria contro l'invasore più potente. Come l'avete detto, sono un militante, sono contro l'invasore, come voi. Avevamo gli stessi nemici, i francesi, questi assassini che in tombi di me, quasi 150.000 persone, soprattutto un caso, come anni fa c'è l'animale in 14. E aggiungete di qualche luogo che qui in Corsica ci sono persone che hanno gli stessi centro che me, e per questo sono qui. C'è chi ha scalato un'altra commissione di deputati per visitare l'isola Bay. I giornali danno l'itinerare. Sono da cantare anche in Merosalia. In Merosalia, che gran commedia. Boli non lampa polvere sempre, polvere per ognuno o sole e addormentare con inquieto di cielo. Che li passi guarda lontano dalla mia casa e mi lasci di riposare in pace. Né fango né fungo il mio ausiliare. E le rane, a giù mi tutti di pilone nel mio comando. Vuole che non bruci un mustaccio? Se lo fanno in Tavagna, ne faccio esce 10 battaglioni. A questo allora, dopo il principio un santo che parla di morte, di vendetta, di tomba, di marturia, dai banditi soi-disant d'onore che curavano a un'offesa. Ma certi facevano qua pistole in mano, che rimangiavano in punta noiante. Onore, questo è l'onore. E poi dopo allora, tutti i nostri fratelli che si sono attazzati mentre gli anni 90, poco scompianto, tante famiglie zappate, donne sciaurate. E poi dopo allora, dopo le guerre tra clandestini sono affacati mafiosi. Anche a minacciare, a tombare, a chiedere i soldi, a voler impatronare scesi il potere. Aio. E io che ho conosciuto i campi di concentrazione, siamo peggio che l'Alemagna e i nazi. Popolo io, un popolo morto siamo io se la continuiamo così. O Pasqua, o aio! A ragione, pianta queste guerre e pistole. Un paio di maglie arrivate così con marito giacente. Ah, pianta. E poi che hanno fatto sti francesi? Ma che hanno fatto i francesi? Dottore di 1768 in lavoro. E un messo la vela goncia alla matta francese. Ma qualche mese dopo il Gibon mi ha mandato un'armata more più numerosa in Pontenore. E stiamo il paccio hanno vinto. Hanno cirpato la gente, ignore, in Fiumoro. Hanno bruciato il paese. E non si sono mai scusati. Da molta vergogna. Hanno messo fine alla nostra libertà. Poeti, anche ora, ci promettiamo l'autonomia, lo sviluppo del nostro paese. E si aspetta, come sempre. Parleremo d'altro. Chi facciano i miei bravi tavagnini, i miei falchi di veloni e taglio. Chi facciano i moriani. Moriani ha fatto un bel uccello. Padulese, disegno di un rigore, salsa parlando. E l'arbre di un marmaro cantano i nostri noci. Un mare a carezza di musiche e di antico vorti, testimoni della nostra partenza. Un rossignolo stridoleggia in castanetto e cioroleggia l'ultima notte. Sentite! Ma che vuol dire un po'? Jackie e Musegors verranno Merandel in Merosalia il 14 di luglio. Merandella, o tesoro che vale un mondo, che li vendano in io violet di Ligona, con i baci in fronte e li ponga a venda corona. L'aria sarà spazzata d'ogni vaccino intorno. Allegria, osora, dacci un altro rigore di quelli che gli eroi e i poeti bevono sotto l'altre stelle e l'eterne lume. A sora, come un agno d'argento, a facca e sparisce. Il strumento che io tocco con elle, senza che là. Oh, mio capo. Oh, scusate. Mi lampa ancora un pezzo, dentro la vigna quello. E vengo così a mio capo, che si batteva contro la volpe. A mi piglio, e da un salto, eccomi allo stazzo. A questo è inteso il generale e i suoi compagni. Se non ci volevamo andare, sono sicuro che lo torniamo a trovare sotto a quello stadio.